Attimo da parte la discussione su questa campagna elettorale che oggi volge all'ultimo suo giorno, ma restiamo sulla grande emergenza che grava anche su questa tornata, quella del coronavirus. Lo anticipava prima Ferruccio Sansa, la situazione critica a La Spezia, lo diceva Luca Speciale, lockdown chirurgici nel Regno Unito con Israele che è già fermo. Ebbene, abbiamo un importante esperto di questa terribile infezione, Andrea Crisanti, direttore di microbiologia all'Università di Padova, l'uomo dei tamponi, l'uomo che all'inizio andò contro la comunità scientifica e che oggi è diventato un punto di riferimento anche per il governo, anche per il ministro Speranza. Buongiorno Crisanti. Tra poco con lei io voglio parlare anche dell'ultima vicenda che riguarda il conflitto tra Stato e Regioni. Ieri il TAR ha dato ragione al Piemonte. La febbre deve essere provata a scuola. Ebbene, Crisanti, è una buona notizia? Bisogna provare la scuola agli alunni prima che varchino la soglia? Subito dopo la pubblicità voglio la sua risposta. Se i tuoi insegnanti sapessero che tu stai in giro senza mascherina, se lo potrebbero immaginare. Secondo te come e non penso di essere l'unico del liceo a farlo. Voi avete paura di questo virus oppure no? Per noi giovani, il virus comunque sia, anche se a noi ci prende, il 90% dei casi si sconfigge. Queste regole nuove che vanno date a scuola, come le vivete voi? Per i corridoi, nei bagni, eccetera, e quando stiamo in piedi dobbiamo stare con la mascherina. E adesso la tua mascherina dov'è? La mia mascherina prima stavo mangiando una cosa al volo, il trapezzino, e perciò l'ho tolta. Poi ce l'ho nella sacca. Mascherine e distanziamento vale sui banchi di scuola, ma suonata la campanella le regole valgono meno tra i giovanissimi. Quelle misure che adottate a scuola, poi le applicate pure quando siete fuori? No, non le applichiamo più. Cerchiamo di stare un po' distanziati, però la mascherina non ce la mettiamo. Quando usciamo la sera con un sacco di assembramenti magari evito di andare là, però la mascherina non me la sono mai messa. Se i tuoi insegnanti sapessero che tu stai in giro senza mascherina, se lo potrebbero immaginare. Secondo te come e non penso di essere l'unico del liceo a farlo. Ci si diverte. La musica in piazza, anche se c'è appunto il distanziamento, comunque stiamo con la gente. E di mascherine se ne vedono pochissime. Niente mascherina? Ce l'ha nello zaino. No, ce l'abbiamo. È all'aperto, non è obbligatoria. Lui ce l'ha al braccio, lui se l'è messa. Lui ce l'ha in tasca, guarda, gliela faccio vedere. Eccola qua. Se tu arrivi in piazza e trovi tutti con la mascherina, te la metti anche tu. Se stanno tutti senza, sei anche un po' fuori luogo se la metti. Voi avete paura di questo virus oppure no? Per noi giovani, il virus comunque sia, anche se a noi ci prende, il 90% dei casi si sconfigge. Si può controllare fino in fondo alla fine, perché dobbiamo ricominciare comunque con l'attività, la vita quotidiana, non puoi sempre controllare tutto, alla fine bisogna ripartire. Dopo 2 mesi e passa chiuso in casa, comunque è estate, uno si vuole anche divertire. La nostra Chiara Privitera ci ha fatto vedere cosa succede tra i ragazzi fuori dalle scuole, però con Andrea Crisanti io vorrei ragionare su quello che deve succedere dentro le scuole, soprattutto alla luce della sentenza del TAR che dà ragione al Piemonte. La temperatura va misurata sulle soglie degli istituti scolastici. È una sentenza che va nella giusta direzione, Crisanti? Ma guardi, questa è una sentenza che potenzialmente va nella giusta direzione, tuttavia preoccupa che questa dinamica tra regioni, TAR e Stato, perché chi ci dice che a un certo punto un'altra regione si rivolge al TAR e ottiene l'autorizzazione per fare una cosa sbagliata? Cioè tutta questa dinamica in qualche modo secondo me mina la credibilità della linea del governo. Io penso che mai come in questo momento abbiamo bisogno di coesione. Io ho detto dopo l'approvazione delle misure facciamo in modo che siano un successo e chiediamo flessibilità se non funzionano. Ecco. Certo. Io penso che tutti noi dobbiamo fare uno sforzo perché questa riapertura della scuola sia un successo, altrimenti rischia di travolgerci. Ecco, quindi, posso chiedere?
Io ho sempre pensato che la misurazione della temperatura debba essere fatta a scuola, però io non credo che deve essere il TAR a entrare in merito di queste questioni così tecniche, perché poi, come ho detto, questa è una decisione giusta, ma se poi un'altra regione va dal TAR e ottiene l'autorizzazione per fare una cosa sbagliata... Questo purtroppo è un problema che ci portiamo dietro, Crisanti, dalla fase 1, questo continuo conflitto tra regioni e stati anche sui modi in cui aggredire l'emergenza sanitaria. Tra poco ne parliamo con il ministro Boccia. Intanto però le chiedo, ed è l'obiezione che fa il Comitato Tecnico Scientifico, ma è mai possibile che si chieda alle scuole di provare la febbre ai ragazzi quando i ragazzi arrivati a scuola sono già stati... se non al bar, sicuramente dentro un mezzo pubblico, e se escono con la febbre hanno già contagiato... No, guardi, questa è un'obiezione assolutamente inesistente, perché se si fosse deciso di misurare la scuola con strumenti identici in tutte le scuole e anche abbassando la soglia, ma questo è un altro discorso, e avendo la certezza le famiglie che il figlio sarebbe ritornato a casa, questo sarebbe stato un incentivo per misurarla ancora più accuratamente. Certo. Mi aiuti un po' a capire, quando lei parlava di abbassamento della soglia, secondo lei 37,5 come limite tra dentro o fuori, ovviamente di temperatura, è troppo alta? Guardi, si stanno accumulando studi anche su riviste scientifiche internazionali che la soglia 37,5 non funziona. Non funziona negli adulti, figuriamoci se funziona per i giovani, che sappiamo per la maggior parte dei casi contraggono questa infezione in maniera sintomatica o con una alterazione transitoria della febbre. Se li vogliamo intercettare bisogna abbassare la soglia. Quanto? Ma questo, guardi, secondo me bisogna abbassarla da 37-37,1. Okay. Anche a costo di tenere più gente a casa, perché il problema, guardi, non è proteggere la scuola dall'infetto che entra a scuola, il problema è non farla entrare a scuola, perché poi ha visto che cosa succede nelle strade. Certo, lo abbiamo visto, e quelle immagini testimoniate dalla nostra Privitera sono davvero terribili. Le faccio una domanda, Crisanti, è passato solo una settimana, la scuola già chiude per consentire lo svolgimento delle lezioni. Come è andato questa prima settimana, secondo lei? Ma guardi, questa prima settimana è andata come tutte le altre prime settimane dell'inizio della scuola in Italia, con ritardi, assestamenti, e tutto sommato, vista la situazione drammatica che si era creata prima, io penso che sia un bilancio positivo. Ecco. Uno che non pensa... Chiaro che prego, mi scusi. Non si può dire ancora nulla sull'impatto delle misure sulla trasmissione del virus, questo lo sapremo fra un paio di settimane. Uno che non pensa alle elezioni è il presidente uscente della Regione Veneto, che oggi, ultimo giorno di campagna elettorale, sul Corriere della Sera parla di tamponi rapidi con risposta in 5 minuti. Lei crede che sia davvero questa la strada, quella dei tamponi rapidi, e crede davvero che siano efficaci e affidabili quegli strumenti diagnostici? Guardi, i tamponi rapidi hanno una bassa sensibilità e devono essere usati in alcune circostanze particolari, non è che possono essere usati comunque. Qui ancora non abbiamo capito che ogni strumento diagnostico ha la massima efficacia a secondo dell'obiettivo che si vuole raggiungere e della situazione epidemiologica nella quale lo usiamo. Okay. Non esiste. Lei non ci crede tanto? Non è che non ci credo, guardi, le dico una verità: se il tampone rapido, che ha una bassa sensibilità, viene usato per esempio a scuola in particolari situazioni e poi ripetuto dopo 2 o 3 giorni, c'ha una sua utilità. Certo. Se dobbiamo utilizzare il tampone rapido per screenare la popolazione, perdiamo quasi sicuramente il 30-40% dei positivi. Domenica scorsa, nel corso dello speciale dedicato alla scuola condotto da Mirta Merlino, il professor Massimo Galli ha fatto una proposta che sembrava abbastanza suggestiva, una sorta, se ho capito bene, di tamponi collettivi salivari, vale a dire, la dico malissimo, una sorta di sputacchiera in cui tutti gli studenti della stessa classe magari conferiscono la loro saliva e poi si valuta complessivamente, collettivamente, se quella classe è positiva oppure no. È un'idea convincente, secondo lei?
Ma guardi, io penso che il professor Galli si riferisce appunto al progetto, alla metodica cosiddetta pooling, cioè di mettere insieme più campioni e testarli tutti insieme, che sicuramente permette di risparmiare tempo e, se fatta con le procedure tradizionali, non si perde sensibilità e sicuramente ha del merito. Ecco, per esempio, una proposta del genere, in caso di un monitoraggio di una scuola, di una situazione, per esempio, se dovessimo avere una città che in qualche modo ha un numero elevato di casi, i distretti potrebbero attrezzarsi, scolastici, per attrezzarsi a fare un test del genere che permetterebbe di individuare se nella scuola sono entrate delle persone positive. Chiarissimo. Parliamo un po' dei dati complessivi che riguardano il nostro paese e le faccio questa domanda alla luce del fatto che Israele è in confinamento e molte città della Gran Bretagna, Glasgow, Newcastle. Noi siamo a 1585 contagi calcolati ieri, con terapie intensive occupate solo per 212 posti. Lei crede che l'ipotesi di un nuovo confinamento generale sia da escludere sulla base di questi numeri oppure no? No, guardi, sulla base di questi numeri sicuramente no, anzi devo dire che l'Italia sta facendo molto bene. Sicuramente i casi sono aumentati da luglio ad agosto, sono triplicati, e da agosto adesso a metà settembre sono di nuovo triplicati, ma rimangono ancora un numero di casi gestibili e sicuramente molto inferiori a quelli dei nostri vicini, quindi significa che stiamo facendo qualcosa bene. Cosa stiamo facendo bene? Stiamo facendo bene che ogni volta che abbiamo un caso testiamo tutti, parenti, amici, vicini di casa, colleghi di lavoro, come sta accadendo per esempio alla Spezia, no? Ecco, quelle sono le cose giuste da fare. Certo. Ho ancora due domande per lei, Crisanti, poi la lascio. Ieri Alberto Zangrillo, capo della terapia intensiva al San Raffaele, riportava questo dato. In Germania ad aprile il 22% dei contagi finiva ricoverato. Oggi nella Germania, che fa 1 milione di tamponi a settimana, solo il 5% dei positivi finisce in ricovero. Pertanto, come dicono le autorità federali della Germania, il lockdown è inutile. Ma è inutile in questa situazione, guardi, non si possono paragonare i numeri dei casi di oggi con i numeri di casi di allora, cioè di 3-4 mesi fa, perché i numeri di casi di allora diagnosticati, perché teniamo presente una cosa, che i casi vengono identificati di fatto con la diagnosi col tampone. 4-5 mesi fa, specialmente in Italia, i tamponi venivano fatti a persone che stavano in fin di vita o che andavano in ospedale o che stavano male. Noi adesso sappiamo, grazie alle indagini dell'Istat, che gli infetti in Italia erano 1,5 milioni, la maggior parte dei quali infettati durante le prime settimane di marzo. Quindi significa che noi a marzo avevamo 30-40 mila casi al giorno. Quindi siamo molto distanti da quei numeri, quindi non si possono paragonare queste cose. Le cito un altro suo collega che, come lei, è rimasto sulla breccia televisiva durante l'emergenza coronavirus. Parlo di Matteo Bassetti, infettivologo al San Martino di Genova, che in un fuori onda la scorsa settimana ha detto: Crisanti oramai è in politica, era lì per essere il candidato dei 5 Stelle nel seggio di Verona. Le voglio fare una domanda, Crisanti. Nel suo futuro vede anche un impegno in politica? Senta, guardi, mi permetta la ringrazio per questa domanda, perché mi permetta di fare chiarezza. Prima di tutto non sono stato candidato dei 5 Stelle, ma non sono stato sollecitato da tutte le forze politiche che sostengono il governo, e gli ho detto di no per una ragione molto semplice, perché pensavo che fosse molto più utile il mio contributo qui sul campo, indipendentemente da quelle che sono le mie idee politiche. E poi ci sarà pure una differenza tra chi accetta il coinvolgimento politico e chi lo rifiuta. Ecco, quindi io rimango sulla mia linea, io mi sono adoperato per questa emergenza e continuo a farlo. Un conto, giustamente dire, ricevere una offerta di candidatura, un conto lei dice accettarla, ma un domani? Ma guardi, senta, è sempre difficile dire quello che uno fa domani. Del domani non c'è certezza.
E quando sarà domani, guardi, ho rifiutato poche settimane fa e non penso che accetterò nel prossimo futuro. Grazie Andrea Crisanti, e con questa domanda portiamo